è una di meravigliosa. Sa di che il suo presidente porta suo cielo a Roma dei suoi componitori e ufficializza i suoi componitori. E sa di più emozionante che c'è in Sardegna. Il popolo la chiama la Candelora perché è la celebrazione della benedizione dei cieli e tradizionalmente l'offerta del cero benedetto al componitore ne evidenzia l'ufficialità. Da quel momento diventa componitori. Ma di per sé questa festa è la presentazione del Signore al Tempio, fa memoria della presentazione di Gesù al popolo di Israele, ancor di più quindi è l'aspetto religioso della Sartiglia. In questa festa il presidente presenta alla città il cavaliere scelto, quel cavaliere senza macchia né ruga che deve guidare la giostra della Sartiglia. Il suono dei tamburi nel giorno della Candelora preannuncia l'atto di investitura ufficiale. Da quel momento il cavaliere è effettivamente su Campoidori e per sempre rimarrà Campoidori, non solo durante lo svolgimento della sua Sartiglia, ma per tutto il resto della sua vita. È una tradizione che dura da 530 anni. Per tutte le città di Olistanza, per tutti. Ma Maestro Dell'Inno è andato ancora in questo gremio? Pago, se sono 715. Questa cappella è l'unica fatta in legno, è dell'inizio del Seicento, legno falegnami vuol dire che l'hanno fatta i falegnami. Anticamente venivano sepolti i maestri e soprattutto i maiorales. Quindi questo è il cuore pulsante, l'hanno offerta a San Giuseppe, il loro protettore. Io spero e mi aspetto che sia una Sartiglia all'altezza del suo nome, con meno polemiche, meno veleni, meno diatribe, e più festa. Soprattutto più affetto tra i componenti e tra chi assiste alla manifestazione. Io mi auguro che sia una grande festa e una grande Sartiglia e il nostro scout dell'onorai con tutta questa forza che portava. Vai.